Buonasera, alle principali notizie. Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, tante le storie di sofferenza. Da Palermo la testimonianza di Veronica aggredita in gravidanza. I dati allarmanti e i tentativi di arginare il fenomeno nell'impegno delle forze dell'ordine. L'olimpionico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, processo per stupro di gruppo, è accusato assieme a 3 suoi amici di aver abusato di una turista finlandese durante una serata in discoteca a Trapani. A Messina l'inchiesta sulle morti sospette al Papardo, non si escludono altri casi, 6 indagati tra medici e dirigenti sanitari. Raggirato e derubato, confiscati 2 milioni di euro a una badante di Misilmeri. Siamo nel Palermitano, condannata per aver sottratto i soldi a un ragazzo disabile, figlio di un ricco imprenditore. A Siculiana, nell'Agrigentino, rivive il mito di Ayrton Senna, le radici siciliane del campione di Formula 1 raccontate in una mostra. Calcio, pari e rimpianti per il Palermo che al Barbera non va oltre l'1-1 con la Sampdoria. Serie C, dal campionato alla Coppa Italia, domani sera al Massimino nuova sfida tra Catania e Trapani, Toscano si affiderà ai giovani rossazzurri. Eccoci, buonasera. E dunque nella giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne i dati allarmanti si sposano con i tentativi di arginare il fenomeno, dalle sinergie tra le istituzioni alla formulazione del personale. Ma il presidente Mattarella avverte: non si è fatto abbastanza. Lorena Dolci. Dove sei, ma quanti ragazzi conosci, ma cosa fai, ma perché ti vesti in questo modo? Ecco, questi sono dei piccoli segnali che ci fanno proprio capire che magari in futuro potrebbe nascere qualcosa che in realtà non è una relazione sana. Vanno a dire: ah, mi dai il tuo Instagram, quindi mi dai la password del tuo Instagram, perché proprio vogliono avere al 100% il controllo su quella persona. La violenza di genere vista da Alice e Gloria, 17 anni. Ci sono anche quelli della quarta B del liceo Turrisi Colonna al Tribunale di Catania. Sono proprio quelle giovanissime di cui nella giornata contro la violenza sulle donne il presidente Mattarella ha detto: non si è fatto abbastanza per salvaguardarle, nonostante i numeri allarmanti. Solo a Catania 1500 segnalazioni in un anno, elenca il questore, che emanando gli ammonimenti ha un ruolo cruciale. Non è soltanto un problema di contrasto, né tantomeno solo un problema di prevenzione del fenomeno. Qua c'è la necessità di fare un cambio di passo da un punto di vista proprio culturale. Cambiamento che passa attraverso la formazione non solo del personale di polizia che si trova davanti storie di abusi e violenze, ma anche degli avvocati. Avendo un ruolo delicato da rivestire, nutrirlo di competenze, di professionalità e di sensibilità, ma soprattutto di preparazione. Abbiamo sempre assistito a una mentalità nella quale il miglior difensore è quello che estremizza la difesa e le ragioni di una parte. Invece oggi bisogna avere la consapevolezza che è la composizione della crisi l'unico strumento attraverso il quale si darà soluzione. La Procura di Catania tratta 1500 processi da codice rosso ogni anno, dal delitto d'onore punito con una pena inferiore al furto aggravato ai matrimoni riparatori per le ragazze stuprate. Il mondo è cambiato e sono cambiate le leggi, ma l'ottimismo si scontra ancora con i numeri. Una donna su 3, dicono le statistiche, ha subito violenza. E sono ancora tante, troppe le storie di sofferenza. Ve ne raccontiamo una, quella di Veronica, vittima di violenza da parte dell'ex marito. L'abbiamo sentita e dice: mi ha dato calci e pugni, ho rischiato di perdere mia figlia per una sua aggressione. Marco Gullà. Alzava le mani e anche verbalmente mi riempiva di parolacce. Ci sono state diverse occasioni in cui appunto mi tirava i capelli, mi dava degli schiaffi. Lei è Veronica, donna palermitana, madre di 3 figli e vittima di violenza da parte dell'ex compagno. Discussioni, liti furibonde e soprattutto violenza. Come quando al 6° mese di gravidanza Veronica viene aggredita con calci e pugni e rischia di perdere la figlia, che adesso ha 6 anni. In un'occasione, il giorno prima appunto di sentirmi male e appunto avere questo parto improvviso, avevo ricevuto un pugno nella pancia e quindi da là è cominciato che
Sono stata male per tutta la notte e l'indomani mattina mi hanno ricoverato. Perché c'erano queste discussioni? Perché era così violento? Lui era così violento perché si faceva, diciamo, dei pensieri strani nella testa se mi trovava il telefono occupato, pensava che stavo parlando, mi diceva proprio espressamente stavo parlando con qualche amante, se capitava di incontrare qualche amica diceva appunto che facevamo cose strane. Al fianco di Veronica c'è il figlio. Sono momenti delicati, anche perché sulla donna incombe una procedura di sfratto. Deve lasciare casa perché non riesce più a pagare l'affitto. L'ufficiale giudiziario la scorsa settimana, quando è venuto, ha dato 10 giorni di tempo ad oggi. Quindi oggi sono in attesa appunto che si ripresenti per fare l'esecuzione. In questi casi comprovati si va in deroga alla graduatoria e si assegna un alloggio con priorità perché l'obiettivo primario è quello di mettere in sicurezza il nucleo familiare. Veronica vuole rialzarsi e lasciarsi alle spalle questo periodo nero. Ha paura di questa situazione? Sì, abbastanza. E la polizia anche oggi è stata impegnata nella campagna Questo non è amore. Nel pomeriggio a Piazza Università a Catania i giovani del Liceo Musicale Musco e dell'Artistico Emilio Greco hanno proposto coreografie e installazioni per sensibilizzare contro la violenza alle donne. Voltiamo pagina. L'olimpionico Antonino Pizzolato a processo per stupro di gruppo è accusato assieme a 3 suoi amici di aver abusato a Trapani di una turista finlandese. Adelaide Barbagallo. Dagli applausi per le sue vittorie a uno scranno di tribunale spunta il nome di Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di Parigi 2024 nel sollevamento pesi, nella violenza sessuale subita da una turista finlandese stuprata a Trapani nell'estate di 2 anni fa. L'olimpionico, che gareggia per le Fiamme Oro, è accusato di aver violentato assieme ad altri 3 amici la 27enne in un residence sul lungomare. Il processo con rito ordinario si è aperto il 5 febbraio di quest'anno davanti al collegio del Tribunale di Trapani. L'olimpionico ha quindi gareggiato ai Giochi di Parigi pur essendo imputato per stupro. Con Pizzolato, 28 anni, originario di Castelvetrano ma residente alle Dispoli nel Lazio, sono a giudizio 3 suoi amici, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongioi, tutti della provincia di Agrigento. In passato Pizzolato è stato accusato anche di atti di bullismo. Nel 2018 è stato squalificato dalla federazione per 10 mesi per minacce, intimidazioni, atti di prevaricazione, anche di violenza fisica in alcuni casi nei confronti degli atleti più giovani, molti dei quali minorenni, al Centro Federale di Preparazione Olimpica dell'Acquecetosa a Roma. Oggi, davanti al collegio trapanese, la giovane finlandese ha ripercorso quanto accaduto la sera del 22 luglio di 2 anni fa. Era a Trapani per trascorrere qualche giorno di vacanza. Ha ribadito di aver subito le violenze e di aver provato a fermare gli stupratori. I giudici del Tribunale di Palermo hanno respinto l'istanza di arresti domiciliari di Angelo Flores, uno dei 7 giovani condannati in primo grado per lo stupro di gruppo avvenuto nel luglio del 2023 in un cantiere abbandonato al Foro Italico di Palermo. Condannato in primo grado a 7 anni, il ragazzo è appunto di carcere, però deve ancora aspettare appunto questo giudizio. Andiamo avanti, ci occupiamo delle morti sospette al Papardo di Messina. Il legale di una paziente deceduta, Massimiliano Fabio, ha dato disponibilità alla estumulazione della salma. È necessario fare piena luce, dice Francesco Triolo. Donatella Canfor è stata sottoposta ad un intervento di cardiochirurgia per un bypass aorto-coronarico il 24 settembre all'ospedale Papardo di Messina. Secondo quanto riferito dai medici, un intervento perfettamente riuscito. È morta il 2 ottobre. È il nome di una delle 4 denunce che hanno fatto partire l'inchiesta sulle morti sospette nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale messinese, presentata dal legale della famiglia, l'avvocato Massimiliano Fabio. È un caso molto particolare perché non si parla di una responsabilità specifica dei sanitari nell'atto medico, ma di un contesto ospedaliero nel quale le strutture, gli impianti sarebbero portatori di virus e di batteri nosocomiali che sono evidentemente molto pericolosi e resistenti, e che va oltre la tipicità della normalità di un rischio che in questo caso ha assunto delle caratteristiche eccezionali.
Il sequestro delle 2 sale operatorie e gli esiti delle analisi aprono scenari ancora da scrivere. Sicuramente la misura cautelare, il sequestro delle sale operatorie fa ritenere che sia un caso molto più ampio sul quale la Procura sta in maniera molto attenta svolgendo le indagini. L'avvocato Fabio ha anche sottolineato la disponibilità della famiglia alla estumulazione della salma della signora. La richiesta di estumulazione della salma è stata fatta più che altro come disponibilità, rendendoci conto che naturalmente il tempo passato può non rendere utile un accertamento perché i batteri possono non essere presenti, però è stato fatto un accertamento su delle valvole cardiache impiantate ad altri pazienti. Nel caso della mia cliente si trattava di un bypass. A Palermo la Guardia di Finanza ha confiscato 2 milioni di euro a una badante senza scrupoli. La donna, pensate condannata, si era impossessata dell'eredità milionaria di un imprenditore sottraendola al figlio disabile. Emanuela Corsi. Si era impossessata dei beni milionari di un ricco imprenditore italoamericano dopo aver circuito il figlio disabile e li aveva trasferiti all'estero. Una truffatrice di Misilmeri nel Palermitano è stata condannata per autoriciclaggio, prosciolta invece per intervenuta prescrizione dall'accusa di circonvenzione di incapace. Le indagini della Guardia di Finanza sono scattate tra il 2015 e il 2018, dopo le denunce del perito del tribunale incaricato di valutare le capacità del ragazzo. La donna era stata assunta come badante dall'imprenditore di origine siciliana, titolare di un'importante catena di lavanderie negli Stati Uniti, rientrato in Italia assieme al figlio. L'uomo aveva incaricato la donna con proprio testamento di occuparsi a vita del giovane affetto da una grave patologia. In cambio le aveva lasciato in eredità 31 beni, tra terreni e appartamenti, distribuiti nell'entroterra palermitano, per alcuni dei quali era stato concesso l'usufrutto al figlio. A quest'ultimo inoltre aveva lasciato in eredità anche diverse polizze assicurative per un valore di oltre 2 milioni di euro. Dopo la perdita del padre, il ragazzo aveva sviluppato un'attrazione affettiva nei confronti della badante, che approfittando della situazione si era fatta intestare le polizze sui propri conti correnti. Il denaro era stato trasferito con l'aiuto di uno dei figli conviventi sui conti bancari di una società ungherese costituita ad hoc, di cui era socia unica, in modo da occultarne la reale provenienza. Da lì poi erano stati fatti altri trasferimenti verso paesi extracomunitari per rendere ancora più complesso il rintraccio. Dopo la condanna, i finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di confisca emesso dalla Procura per un ammontare di 2 milioni e 150.000 euro. Investe un uomo di 60 anni che stava attraversando e scappa. Pirata della strada è stato identificato e denunciato da ACI Sant'Antonio nel Catanese. Dalle immagini della videosorveglianza i carabinieri sono risaliti all'uomo che aveva detto di non essersi accorto di nulla. In realtà era tornato sul posto, viaggiando però in direzione opposta di marcia. Una breve pausa e poi ci occuperemo degli scontri fra alcuni tifosi prima della partita del campionato d'eccellenza a Vittoria. Lancio di pietre e assalto tra tifosi ieri pomeriggio a Vittoria prima della partita del campionato di eccellenza tra il Vittoria Calcio e il Milazzo. Veronica Barbarino. Sono stati momenti di forte tensione quelli di ieri pomeriggio a Vittoria, dove poco prima dell'inizio della partita di cartello del campionato di eccellenza tra il Vittoria Calcio e il Milazzo, le opposte tifoserie si sono affrontate all'esterno dello stadio. Lancio di pietre e assalto fisico tra gli avversari hanno scatenato una rissa e panico anche tra i passanti. Una giornata di sport trasformata in violenza. Un agente di polizia in borghese sul posto per monitorare la situazione è stato ferito al piede e una ragazza portata in ospedale per una crisi di panico. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare i responsabili degli scontri, anche attraverso le telecamere della zona. La partita poi si è svolta regolarmente e la società FC Vittoria Calcio, condannando l'episodio, ne ha preso le distanze. A Siculiana adesso nell'Agrigentino rivive il mito di Ayrton Senna, le radici siciliane del campione di Formula 1 raccontate in una mostra. Davide Sardo. A Siculiana, in provincia di Agrigento, romba ancora il motore di Formula 1 di Ayrton Senna. Nella cosiddetta città degli sposi si trovano le radici del campione brasiliano discendente per parte materna di una famiglia di siculiana emigrata in Sud America.
Così nei locali della Torre dell'Orologio è stata allestita la mostra Ayrton Senna, testimonianze e racconto delle origini con fotografie inedite e cimeli autentici, compresi caschi e tute indossati da Senna durante i Gran Premi. È un percorso di memoria e Ayrton Senna diventa ambasciatore non solo della sua storia, ma della storia di quanti alla fine dell'Ottocento si sono trasferiti altrove per trovare fortuna. Ma Ayrton Senna rappresenta molto di più, perché non solo è stato un campione di Formula 1, ma perché portava avanti dei valori dell'amicizia, della solidarietà, che sono valori che dobbiamo condividere. Per noi, per Imola, rappresenta sicuramente un momento difficile, perché noi abbiamo purtroppo Imola è stato il teatro della sua morte, però poi da lì è ripartito come un grande campione che guardava a grandi valori prima nella vita e poi nello sport. Il museo dedicato ad Ayrton Senna sarà inserito tra le iniziative di Agrigento, Capitale della Cultura 2025, in collaborazione con la TAS Torsida Ayrton Senna di Imola. Una breve pausa, poi il calcio con le siciliane di Serie B e Serie C. Eccoci al calcio. In Serie B pari e rimpianti per il Palermo, che al Barbera non va oltre l'1-1 con la Sampdoria. Tutino prima e poi Di Francesco gli autori dei gol. Marco Gullà. Probabilmente ai punti avrebbe vinto il Palermo, ma il calcio non è box e allora al Barbera la sfida con la Sampdoria termina in parità. 1-1, il Palermo continua a faticare in casa e soprattutto a non vincere. Le prime della classe volano, il Palermo deve invece abbandonare il sogno della promozione diretta e iniziare a lavorare su un altro tipo di campionato. E la formazione di Dionisi a partire meglio, anche se manca la concretezza sotto porta. Al primo affondo però la Sampdoria punisce e il 38esimo, quando un controllo errato in aria di Nicolao lascia campo libero a Tutino, che non sbaglia davanti a Del Planche. Il match si stappa e allora dopo pochi minuti il Palermo, prima della fine del primo tempo, trova il pareggio. Verre per Di Francesco, tira giro e palla in rete, 1-1. Ripresa, il Palermo è più convincente per larghi tratti e si fa vedere più volte dalle parti del portiere avversario. Ranocchia va vicino al gol, il VAR corregge l'espulsione di Ferrari, si resta 11 contro 11. Nell'ultimo quarto d'ora, una volta Di Francesco e due Ledoiron potrebbero firmare la rete del sorpasso ai danni della Samp, ma senza inquadrare lo specchio della porta. E poi occasione finale per il turco Banica. È una partita, non dico a senso unico perché non è giusto dirlo, però onestamente abbiamo fatto veramente, ragazzi hanno fatto una partita veramente importante. Mi dispiace tantissimo per il risultato, perché non meritavamo di passare svantaggio. Certo, è stato un nostro errore, la Sampdoria è stata brava a sfruttarlo, poi per il resto siamo stati quasi perfetti. Purtroppo non siamo stati perfetti e ora il qualcosa che non mettiamo ci penalizza. Domenica rosanero ancora in casa, arriva lo Spezia, secondo in classifica. Pronto il turnover in Coppa Italia per il Catania, che domani sera affronterà il Trapani al Massimino. Ha parlato l'allenatore toscano, dice: diamo un'opportunità ai nostri ragazzi. E in vista del campionato sabato contro la Cavese, settore ospiti chiuso su disposizione della prefettura. Francesco Triolo. Largo ai giovani e a chi ha necessità di mettere minuti nelle gambe. Il Mimmo Toscano è pronto a varare il turnover in vista della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia al Massimino contro il Trapani. I rossazzurri non hanno avuto nemmeno il tempo di riprendere fiato dopo il 2-2 di Avellino, pochi giorni per preparare la gara e per recuperare energie fisiche e mentali. E allora, viste le consuete difficoltà numeriche sul fronte giocatori, ecco la scelta del tecnico. Vogliamo dare un'opportunità ai giovani del Catania di indossare questa maglia e di giocare in questo stadio glorioso davanti ai propri tifosi e assaporare cosa significa giocare per il Catania. Per qualcun altro servirà fare un po' di minutaggio che magari è lontano dai campi di gioco da qualche settimana, quindi la stiamo cercando di preparare nel miglior modo possibile. Problemi di organica a parte, la risposta mentale e di atteggiamento che Mimmo Toscano si aspetta contro il Granata. I nomi già in pole per una maglia da titolare sono il portiere Adamonis nonché i giovani Allegri e Forti, entrambi in panchina ad Avellino. Mi aspetto che risponda bene dal punto di vista mentale, a prescindere da chi scenderà in campo, di tenere il campo nella maniera giusta, di cercare di giocare con coraggio, con personalità, di rimanere in partita con lucidità, concentrazione il più possibile, perché quello poi fa la prestazione.
Anche per la Coppa Italia è previsto l'appuntamento su Telecolor dalle 20 con diretta stadio, 3 ore live con collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. Intanto, in vista del campionato, è già arrivato il divieto di vendita ai residenti della provincia di Salerno per la sfida casalinga con la Cavese, in programma sabato prossimo alle 17:30 al Massimino. Il settore ospiti, su disposizione della prefettura, resterà chiuso. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.